Grazie Presidente. Allora, questa è una interrogazione che ho fatto col collega Ruzzante in seguito ad alcuni episodi che si sono verificati nella nostra regione, che hanno sortito un clamore molto importante, perché si tratta di due casi, uno del 4 novembre, accaduto a Sarego, Vicenza. Un cacciatore, nello scambiare due tecnici dell'acquedotto per dei malintenzionati, ha imbracciato il fucile e ha sparato. I due operai si sono messi a riparo mentre alcuni vicini di casa hanno chiamato i carabinieri. Dopodiché l'altro episodio, quello più grave, nei giorni scorsi a San Giorgio delle Pertiche, due fidanzati di 21 anni, e qua siamo a dicembre dell'anno scorso, appartatisi in una strada di campagna, sono stati presi a fucilate da un cacciatore che li ha scambiati per ladri. Una delle vittime è stata colpita alla nuca da 16 pallini che non gli erano al tempo stati ancora tolti. Anche il nostro governatore, che saluto, buongiorno Presidente, mi fa piacere rivederla in quest'Aula, aveva dichiarato che sembra un film, ed è terribile anche solo immaginare, è un episodio da condannare senza se e senza ma. Allora, il problema è che cosa stiamo facendo noi qui in quest'Aula e cosa fa la Giunta regionale in particolare per evitare che situazioni del genere si verifichino ancora di più. La politica di questa maggioranza, che sta approvando qui in Aula mozioni ma anche delibere e quant'altro, che vanno sempre ad aumentare quello che è ad esempio l'uso delle armi, dà la consapevolezza sbagliata alla gente che è giusto armarsi sempre di più, perché è questa la risposta ai problemi di sicurezza. Grazie. Quali sono Zanoni. le risposte? Assessore Corazzari, prego. Grazie Presidente. Sicuramente sono episodi molto gravi che danno anche il senso di un clima di generale insicurezza che vivono i nostri cittadini veneti a fronte delle continue scorribande che subiscono nelle proprie abitazioni e nelle proprie proprietà private da parte di certi signori criminali, molto spesso criminali di professione provenienti da aree a noi vicine dell'Europa. Ad ogni modo, la sola ipotesi di un intervento di mera opinione, quale quello sollecitato con l'interrogazione in discorso, a fronte della mozione numero 15 del 22 settembre 2015 approvata dal Consiglio regionale, esula dalle funzioni ascritte alla Giunta. Si vede su questo l'articolo 121 della Costituzione e l'articolo 54 dello Statuto regionale. Pare il caso di evidenziare infatti che il dibattito politico-democratico sul merito della mozione in discorso è da dirsi già concluso nell'alveo della sua naturale sede, cioè il Consiglio regionale. Sollecitare un intervento della Giunta regionale sul medesimo merito o sul merito di una qualsivoglia atto di specie già approvato dal Consiglio è da dirsi del tutto avulso da ogni predicabile potere implicito o esplicito della Giunta regionale. Detto altrimenti, chiedere riscontri di pensiero o valutazioni su peraltro improbabili o del tutto indimostrabili incidenze o derivazioni causali di orientamento culturale eventualmente conseguenti ad un atto del Consiglio regionale si pone al di fuori del novero dei poteri ascritti o ascrivibili alla Giunta regionale. Certo non va sottovalutato il tragico portato dei fatti esposti e riportati nell'alveo della mozione. Tuttavia, pare comunque quantomeno improprio ascrivere alla mozione numero 15 del 22 settembre 2015 effetti che essa non può produrre. Quindi sottolineo come questo Consiglio abbia già affrontato una discussione su questi temi. Gli specifici episodi rappresentano sicuramente episodi che destano allarme anche da parte di un'istituzione come la nostra, ma questo ci deve far assolutamente comprendere come questo sia il sintomo e non il male. Il sintomo, ovvero, è quello della generale insicurezza che vivono i nostri cittadini, di un sentiment di paura che deve essere radicalmente eliminato con delle politiche adeguate da un punto di vista governativo. Zanoni per la replica.
Non sono assolutamente soddisfatto di questa risposta e mi viene anche il dubbio che l'interrogazione non sia stata letta dall'assessore, perché lui risponde, caro assessore, dicendo che qui si tratta di criminali di professione. Le ricordo che l'episodio di Sarego e di San Giorgio delle Pertiche vede coinvolti dei cittadini veneti in possesso di porto d'armi, uso fucile caccia, che sono state usati in maniera abusiva e oltre quello che viene concesso dalla legge, perché hanno utilizzato fucili che vengono utilizzati a scopo venatorio per sparare a delle persone. Quindi si tratta di una problematica che non ha nulla a che fare con la criminalità e a mio avviso si tratta di una problematica che riguarda in particolare la Giunta, perché qui a mio avviso con leggi come quelle che abbiamo approvato anche recentemente, parlo ad esempio del nomadismo venatorio, cioè la libertà per i cacciatori di girare in tutto il Veneto senza sapere nei territori che questi cacciatori utilizzano queste armi in quel determinato momento, in quel determinato luogo, andando a violare quelle che sono le norme che danno un'autodeterminazione degli ambiti territoriali di caccia. Quindi noi qui stiamo assistendo a una giunta e una maggioranza che per quanto riguarda l'uso delle armi ne sta facendo di molto negative. Nomadismo venatorio, libera circolazione delle armi in tutto il Veneto senza sapere chi ha un'arma, dove va, quando va e senza nemmeno bussare alla porta negli ambiti territoriali di caccia. Questa. Dopodiché c'è anche l'altra, quella per quanto riguarda l'uso di armi comuni a sparo per le nutrie, anche questa è una violazione delle norme di pubblica sicurezza. E per non parlare dell'ultimo emendamento approvato in prima commissione per quanto riguarda l'accesso delle armi nei siti istituzionali, dove adesso si consentirà anche al porto d'armi di entrare anche negli ospedali.